Ho visto arrivare un'ambulanza e una volante dei carabinieri che entravano qua a piedi dentro la piazzetta del teatro e sono venuto a vedere il bar se era tutto a posto e ho visto tutti i paramedici e i carabinieri che guardavano l'angolo della banca. Ho visto tutta la gente lì attorno a un corpo che era per terra, però non sono andato là a curiosare, ecco. Non sono nemmeno le 10 di sera a Mogliano Veneto quando soccorritori e carabinieri accorrono in piazzetta Teatro per un ragazzo riverso a terra nel sangue, un 24enne moldavo residente in città. Da una prima ricostruzione il giovane stava chiacchierando seduto con un connazionale quando è stato sorpreso alle spalle da un uomo travisato che lo ha colpito con un coltello per poi abbandonare l'arma e dileguarsi nella notte. Mentre il ferito è stato portato al cafoncello con ferite profonde, seppure fuori pericolo di vita, immediatamente è scattata la caccia all'aggressore con il coltello ritrovato poco distante e sequestrato. Al setaccio le immagini della videosorveglianza con gli inquirenti che starebbero chiudendo il cerchio. So che le forze dell'ordine hanno già controllato quelle che sono le immagini della videosorveglianza che è nuova questa perché è stata installata poco più di un anno fa. C'è una buona risoluzione, è accaduto in un angolo, diciamo, si vedono parzialmente da quello che mi è stato detto dal comandante, comunque è tutto in mano alle forze dell'ordine. Il 24enne moldavo ferito, così come il giovane che si trovava con lui, risulta aggravato da numerosi precedenti penali. Anche per questo l'ipotesi principale è quella di un regolamento di conti per questioni di droga o denaro. Il titolare del bar in piazzetta Teatro, che di sera è chiuso, ha le idee chiare. Sono regolamenti tra ragazzi che si arrangino tra di loro, speriamo che se ne vadano presto. Che sono probabilmente sempre i soliti noti. Assolutamente, assolutamente sì. Le solite facce. I soliti conosciuti. Proprio per questo il sindaco Davide Bortolato intende adottare misure a stretto giro. Ci confronteremo qui a breve, capiremo, sono personaggi già conosciuti alle forze dell'ordine, capiremo cosa fare e può essere anche questa la soluzione, il DASPO. Questi devono essere episodi che in città speriamo di non vedere più. E la socialità, siamo nella zona del teatro, è importante perché i luoghi frequentati sono luoghi di sicurezza.